Il medico dovrà essere responsabile in questa situazione, come in tutte le altre situazioni, di quello che dichiara, di quello che agisce. In base a questo l'ordine agirà e agirà senza fare sconti a nessuno. Azioni disciplinari per i medici negazionisti, contrari al vaccino anti-Covid e alla vaccinazione. Non usa giri di parole Domenico Crisarà, nuovo presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Padova, pronto alla linea dura nel nome della scienza e di tutto il lavoro fatto in questi mesi durissimi da menti eccellenti di provata competenza, lavoro sottoposto poi agli organismi di vigilanza internazionale. L'obiettivo per i medici deve essere chiaro: vaccinarsi intanto e vaccinare quante più persone possibili. Sulle conseguenze sono più che studiate. Quello che manca sono dei piccoli particolari che chiaramente bisogna vedere nel tempo. Se il fatto di vaccinarsi, oltre a garantire se stesso dalla possibilità di sviluppare la malattia, è in grado di bloccare la trasmissione. Ed è per questo che bisogna raggiungere l'immunità di gregge il prima possibile, perché non avendo dati certi sul fatto che il vaccinato non trasmetta più il virus, più vaccinati abbiamo, prima possiamo uscire da questa situazione. I vaccini, sottolinea Crisarà, sono una delle grandi conquiste della scienza. Al suo fianco Paolo Simioni, presidente uscente dell'Ordine dei Medici Padovani, che sulla fiducia nella scienza di tutti i colleghi, il 10° ordine d'Italia per numero di componenti, non nutre alcun dubbio. Io mi aspetto un'ottima risposta da parte dei colleghi sui vaccini, in maniera particolare questa vaccinazione qui, perché è evidente che se noi riusciamo a proteggere gli operatori sanitari in generale, non solo i medici, intendo tutti gli operatori sanitari, noi possiamo garantire quello zoccolo importante che è di presenza.